La dolcezza di un uovo di Pasqua per aiutare la ricerca scientifica sui tumori del sangue. Grazie alla AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, ogni anno vengono pubblicati 220 studi scientifici e si sostengono 136 centri ematologici in tutta Italia. Sul sito internet della AIL la mappa per trovare il centro più vicino a casa e ordinare il proprio uovo. I risultati sono sorprendenti. La parola leucemia evoca ovviamente degli spettri, delle preoccupazioni tremende, ma proprio in questo campo progressi straordinari. Nell'adulto con leucemia acuta si ottengono guarigioni nel 50%, nel bambino queste frequenze arrivano a cifre impensabili alcuni anni fa, 80-90% e così via per molte altre malattie della nostra specialità. Nell'anno del Covid è stato difficilissimo garantire l'assistenza anche a malattie così gravi. A tratti è stato un disastro, se non per noi direttamente, la nostra è una specialità che viene tenuta un po' una nicchia a parte super protetta, però si è risentito in ogni caso dello tsunami Covid che ha colpito tutto l'ospedale. La ricerca però non si ferma, l'obiettivo è raggiungere risultati sempre migliori.